tanto spavento perché hanno sentito un boato. Poco prima che l'inferno si scatenasse in una delle isole più belle del Mediterraneo, Giulia stava facendo le valigie per tornare a lavorare a Mogliano. Un rientro programmato solo con il figlio più piccolo di 1 anno, quando il più grande di 6 ha insistito per tornare con loro. A pensarci si emoziona ancora la giovane mamma di origine ischitana che fa la farmacista. Sorride e si imbarazza anche un po' per il pericolo scampato. Poco dopo le 4 del pomeriggio, accompagnata dal suo compagno residente nell'isola, è partita con l'aliscafo per Napoli per prendere l'aereo che la riportava in Veneto. Io ho sentito che hanno avuto tutti tanta paura anche perché hanno sentito questo rumore fortissimo, quindi ci sono stati attimi di panico. 2 vittime, 25 feriti, 2600 sfollati e centinaia di persone in fila agli scali portuali per lasciare l'isola di Ischia dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4 che alle 20:57 ha colpito le acque al largo dell'isola. Rimane la paura adesso dove dormiranno. Io so che una mia zia questa notte ha dormito in macchina perché aveva troppa paura, però non so chi abita a Casamicciola Alta, al Maio, non lo so. Ora il pensiero di Giulia è rivolto al suo compagno e ai parenti che vivono lì. No, diciamo che la stragrande maggioranza dell'isola e degli isolani stanno bene. Chiaro è che nelle zone interessate molte persone, oltre a quelle ovviamente evacuate, perché comunque sono state evacuate 2600 persone, oltre a quelle evacuate dormiranno fuori.